E siamo in apertura di un nuovo appuntamento con Panorama Sardo e partiamo dagli uffici della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, con Francesco Porcu, che è il segretario regionale, per analizzare insieme l'ultimo report di maggio che riguarda gli appalti che vedono la Sardegna tra le 6 regioni che hanno raddoppiato la spesa, mentre il numero degli stessi appalti è diminuito in maniera importante. Cosa succede, Porcu? Succede che il dato che lei richiamava nel primo trimestre consolida una tendenza che già abbiamo registrato negli anni precedenti. C'è una contrazione dei bandi di gara di piccolo importo, una polarizzazione del mercato sui grandi lavori, e registriamo nel primo trimestre di quest'anno una contrazione del numero dei bandi di gara significativa, ma anche un aumento davvero considerevole dell'importo messo a gara, 540 milioni, anche se dobbiamo dire che in via quasi esclusiva questa crescita così elevata è da addebitare ad una sola gara, Infratel, che da sola vale oltre 350 milioni. Si interessa di telecomunicazioni. Il potenziamento della rete infrastrutturale per il sistema delle telecomunicazioni, con 15 bandi che poi verranno territorializzati e che copriranno il territorio della Sardegna. Voi rilevate, Porcu, che con il concretizzarsi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza questo fenomeno andrà ad accentuarsi. Beh sì, tra l'altro andrà ad accentuarsi, occorre tener conto, il ragionamento che noi proponiamo di allarme e di preoccupazione riguarda lo stato del tessuto produttivo isolano delle nostre imprese della filiera delle costruzioni, che lo richiamiamo nel report. Sappiamo bene che è un tessuto produttivo abbastanza fragile e che nel corso di tutti questi anni delle nostre indagini di rilevazione statistica, queste indagini ci dicono che, per esempio, la torta di appalti pubblici superiore al €1.000.000 che le imprese sarde sono in grado di intercettare è all'incirca un quinto di quella totale, quindi siamo a meno del 20%. E quindi l'80% dei lavori sono appannaggio oltre il €1.000.000 delle imprese sarde. E siccome, se la tendenza del mercato è questa, di una concentrazione verso le maxi gare, è evidente che è una tendenza che tenderà a crescere e che vedrà inevitabilmente le imprese isolane tagliate fuori dai grandi appalti pubblici, e il PNRR a cui lei faceva riferimento giocherà una partita davvero fondamentale, perché nei prossimi anni sono attesi in Sardegna miliardi di euro nel settore infrastrutturale. Da qui la preoccupazione che noi corriamo il rischio al termine di un ciclo economico che proporrà miliardi di euro nel settore delle costruzioni, di non veder crescere e consolidarsi il nostro tessuto produttivo, ma alla fine di questo ciclo molto favorevole rischiamo di avere un tessuto produttivo frammentato, polverizzato e anche impoverito e non capace di recitare un ruolo di primo piano, ma un ruolo marginale nel mercato dei pubblici appalti. E di questo $500 miliardi di spesa, la piccola impresa, anche in fase di subappalto e di utilizzo di manodopera locale, fino a quanto può incidere sull'economia sarda? Tutte le grandi opere inevitabilmente vengono appaltate a soggetti esterni. Lo abbiamo rilevato più volte, c'è una preponderanza delle imprese laziali, lombarde, toscane. Poi ovviamente a ricaduta e nelle varie e a più mani ritroviamo le imprese sarde, ma nel momento in cui i lavori vengono dati in subappalto viene tolta quella parte di remunerazione che serve ovviamente alle imprese per poter... Ma a livello di stipendi, quante persone verranno interessate da un discorso di questo tipo che coinvolge anche il PNRR? Lo abbiamo visto già quest'anno, nei prossimi giorni noi stiamo elaborando le stime per il rapporto costruzioni sul 2021, c'è stata una crescita significativa dell'occupazione, ancora di più è attesa nei prossimi anni al netto degli elementi di preoccupazione che osserviamo, inflazione,
caro bollette, materie prime, energia, carburante e questa grande e straordinaria incertezza che è legata agli scenari di una guerra in un teatro europeo che pone dei problemi davvero molto seri, ma ci attendiamo tutti una crescita della filiera delle costruzioni e anche un consolidamento e una ripresa dell'occupazione. E quindi se le cose dovessero andare al netto di questi elementi, tra l'altro quest'anno presentiamo un rapporto che fotografa quanto è avvenuto nell'anno 2021, ma per gli elementi di grande incertezza che abbiamo sul mercato evitiamo di dare delle stime previsionali sul 2023, però se le cose dovessero andare come tutti ci auguriamo, la ripresa dell'occupazione dovrebbe essere consistente. Quindi parliamo di una capacità potenziale che in condizioni ordinarie, col volume di investimenti che sono attesi, le buste paga potrebbero aggirarsi intorno alle 10-12 mila unità. Quindi ancora a meno 8.000 dal 2008. Siamo certo in una condizione di ripresa, ma siamo ben lontani da quelli che erano i picchi del mercato precedenti alla crisi finanziaria a cui lei faceva riferimento. Un inciso riguarda il discorso per certi versi abbastanza poco atteso a Strasburgo del Premier Draghi, dove dice di essere sulla strada, sul percorso che prevede la cancellazione del superbonus 110%. Questo avrà influenza sul mercato delle costruzioni sardo? Ma il superbonus ha avuto un effetto di trascinamento molto forte e quindi gli va, come dire, addebitata in termini meritori la crescita del settore dello scorso anno. Adesso quel sistema sta andando a regime. Ma le parole di Draghi ovviamente preoccupano tutti, ma è atteso in questi giorni la conferma da parte del Parlamento di alcune misure che sono importanti e che dovrebbero confermare il superbonus, migliorarlo nella parte di cessione dei crediti che tanti problemi hanno creato nel corso di queste settimane, e è attesa anche una proroga per quanto riguarda le villette con uno spostamento in avanti dei termini che erano stati ovviamente ristretti e che dovrebbero consentire alla misura di poter dispiegare tutte le sue potenzialità. E quindi al netto di queste dichiarazioni che ci preoccupano, però registriamo una volontà di tutte le forze politiche di mantenere la misura e di poterla rafforzare in alcuni di quegli elementi di criticità che ho segnalato, e ci auguriamo che il Parlamento persegua e vada avanti su questa volontà. Mi ha colpito in modo particolare, credo a pagina 3 del vostro report, un passaggio dove si dice: solamente 5 gare hanno avuto un importo superiore ai 10 milioni. Tra queste la concessione demaniale marittima per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico offshore di tipo floating nella zona mare territoriale antistante la costa meridionale della Sardegna. Quindi questo sarebbe il famoso impianto eolico che è previsto davanti alle coste del Sulcis. Quella previsione è quella, se poi ovviamente nel rapporto, nella parte di comparazione che noi facciamo sul volume di gare e di importo, ovviamente stralciamo quegli importi e non li consideriamo per rendere la comparazione più rispondente al dato effettivo di realtà. È un fatto concreto qui. È un fatto concreto, sono decine le istanze che stanno arrivando in regione di questo tipo, e quindi vedremo gli sviluppi, perché il tema, come sappiamo, è un tema straordinariamente attuale. Si parla di torri eoliche alte 60 metri come un palazzo di 30 piani. Tutto questo va letto rispetto alla situazione che abbiamo e al tentativo che i paesi come il nostro stanno compiendo di diversificare, quindi di accelerare questa fase di diversificazione dell'energia, e quindi necessariamente dobbiamo affidarci anche a questi strumenti se vogliamo in tempi stretti sostituire, perché questa pare la volontà, il gas e il petrolio russo. E diversamente rischiamo ovviamente di creare degli elementi davvero di criticità molto forte alla ripresa e al consolidamento dell'economia.
Di certo gli ambientalisti non accoglieranno a braccia aperte un discorso di questo tipo sul mare della Sardegna. Ma io credo che fatte le debite valutazioni, e si tratta ovviamente di dislocare questi impianti Sono a 20 km a una distanza e quindi non avrebbero di fatto nessun impatto. Poi è vero che dobbiamo decidere anche, non possiamo lamentarci di tutto, e quindi questi ultimi 30 anni, l'assenza di una politica energetica, il non aver compiuto delle scelte coerenti, mettono l'Italia in una condizione di debolezza straordinaria di fronte ai fatti che sappiamo. Se dovessimo noi rinunciare al gas e al petrolio russo, le stime più aggiornate ci dicono che avremo un crollo dell'economia e una perdita dell'occupazione che si avvicina alle 600.000 unità. E quindi è evidente che dobbiamo contemperare le ragioni e le necessità di una sostenibilità ambientale, ma dobbiamo necessariamente fare anche delle scelte e peraltro da un punto di vista ambientale scegliere queste fonti alternative, il vento, il sole, sono quelle anche sostenibili e ovviamente anche più pulite, e su questa direzione necessariamente bisognerà andare. Le conclusioni, segretario Porcu, le dedichiamo agli interventi che ha fatto e previsto nel bilancio di quest'anno la Regione nei confronti dell'artigianato che, secondo le altre organizzazioni imprenditoriali, vi hanno visto privilegiati. Ma privilegiati, probabilmente il riferimento riguarda soprattutto l'annualità 2021, il finanziamento della legge 949. Gli esiti sono stati fortemente positivi perché rispetto alle somme che sono state destinate, il livello degli investimenti e la crescita occupazionale ci dice che quella è stata una misura che ha prodotto effetti e ricadute molto importanti per l'economia. Noi segnaliamo che abbiamo la necessità di mantenere in essere un uguale volume di investimenti anche per l'anno in corso, e ci attendiamo che con la manovra che verrà portata in Consiglio regionale nelle prossime settimane ci sia un rifinanziamento della legge, perché questo darebbe a un comparto importante come quello dell'artigianato la possibilità di avere uno strumento che dà un supporto davvero importante agli investimenti, all'occupazione e al rilancio del nostro sistema economico. In questa fase di apertura di Panorama Sardo settimanale abbiamo parlato di appalti e abbiamo parlato anche di costruzioni. Adesso rimaniamo sul tema perché andiamo a vedere quanto è accaduto nella presentazione del report che riguarda in particolare il settore immobiliare privato. Grazie Porcu. Grazie a voi. Quando l'appuntamento col report delle costruzioni? Presenteremo la settimana prossima. Benissimo, quindi ci vedremo tra pochissimo. Grazie ancora.